Big Snow, la grande nevicata è arrivata. Il temporale di ghiaccio ha travolto il Veneto già dalle prime ore del mattino. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile dichiara lo stato di attenzione fino a mezzogiorno di martedì su tutto il nord-est. Le ultime previsioni parlano in maniera abbastanza evidente, c'è anche un problema peraltro connesso a vento forte per cui gli accumuli non si riesce a prevederli in modo preciso e completo, comunque dai 5 ai 20 centimetri che in qualche zona potrebbe addirittura superare questi 20 centimetri e attestarsi su ordini anche superiori, 30-35 centimetri. La città più pittoresca anche sotto la tormenta è Venezia, con le guglie imbiancate e le gondole che galleggiano su canali che ricordano le bocce di vetro che i turisti si portano a casa. In realtà la situazione è molto poco poetica e giusto a mezzanotte di martedì grasso scatta il codice rosso con l'acqua alta che punta alla soglia dei 140 centimetri, record che somiglia molto al colpo di grazia per un carnevale che mai come quest'anno stenta a decollare. Anche nel Vicentino la tradizionale sfilata dei carri rischia di impantanarsi nella neve, da Bassano a Malo, da Thiene ad Arzignano, dove è già stato annunciato che la festa del 12 febbraio col maltempo viene annullata. A Treviso è già tutto pronto per la grande sfilata in maschera di domani, ma si vive sul filo dell'incertezza con il maltempo che, anche in questo caso, potrebbe bloccare i carri allegorici. La neve, d'altra parte, non dà segni di cedimento. Non va meglio a Belluno, a Padova, a Verona e nemmeno a Rovigo e a Vicenza, dove le protezioni civili si sono già attivate, spazzando le strade a cominciare dalle arterie principali. Voi sapete, noi abbiamo 1300 km di strade provinciali, Viabilità metterà in campo circa un centinaio di mezzi. Adesso vedremo nelle prossime ore cosa succederà, ma non dovrebbe succedere niente di particolare. Massima allerta soprattutto per chi si mette in viaggio. Gli enti che gestiscono le strade e le ferrovie combattono col ghiaccio, pronti ad assumere ogni iniziativa per la sicurezza del traffico. Le autostrade venete sono off limits per i tir sopra le 7 tonnellate e mezzo, così anche le strade provinciali. Abbiamo deciso, anche in base a quello che facevano altre prefetture, di adottare un provvedimento di divieto con decorrenza dalle ore 22 di ieri sera fino a cessate esigenze. Le nevicate si intensificano nel corso del pomeriggio, ma esplodono in tutta la loro violenza in serata. Poi i temporali perderanno vigore e martedì tenderanno a diradarsi e ad attenuarsi, lasciando spazio a venti forti che spazzeranno via la minaccia del maltempo. Resteranno accumuli che nel sud del Veneto arriveranno anche a superare i 35 centimetri di neve, ma a quel punto Big Snow sarà bello brutto, solo un ricordo.